Apriamo la Bibbia. Leggeremo qualche verso nel libro di Isaia, capitolo 66. Isaia, capitolo 66. Leggeremo i primi 3 versi. Grazie per esservi alzati in piedi. Dio sia lodato. Amen. Così parla il Signore. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Chi scanna un bue è come se uccidesse un uomo. Chi sacrifica un agnello come se accoppasse un cane. Chi presenta un'offerta come se offrisse sangue di porco. Chi fa un profumo di incenso come se benedicesse un idolo. Come costoro hanno scelto le proprie vie e prendono piacere nelle loro abominazioni, così sceglierò la loro sventura. Bene, fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. Alleluia. Così parla il Signore. Spesso si legge proprio nel Vecchio Testamento, soprattutto nel libro dei profeti, così parla il Signore. C'è autorevolezza nella parola del Signore. È come dire, poniamo attenzione, sta parlando il Signore. E ancora oggi il Signore parla. Così parla il Signore. Il Signore parla attraverso la sua parola. Ancora oggi. Amen. Dio ci parla anche quando siamo in preghiera, in comunione con Lui, sentiamo qualcosa nel cuore, ci sta parlando il Signore. Alleluia. Vogliamo dare giusto credito alla parola del Signore. La parola di Dio non è parola d'uomo, è parola di Dio, immutabile, efficace, potente, è una parola che libera, è una parola che guarisce, è una parola che salva se la si accetta nel proprio cuore. Così parla il Signore. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Amen. Amen. Queste parole ha detto all'epoca il Signore al profeta Isaia, ed era un messaggio da trasmettere al popolo. Il cielo è il mio trono. Ancora oggi il cielo è il trono di Dio. Amen. Alleluia. E la terra è lo sgabello dei miei piedi. Fa comprendere questa affermazione la grandezza di Dio. Dio è grande. Amen. Amen. È più grande di quello che riusciamo ad immaginare. È molto, molto, molto più grande. Alleluia. A volte siamo davanti a un bisogno, a un problema e ci sentiamo così piccoli. Ed è vero, siamo piccoli di fronte a certi bisogni, certi problemi, ma non vogliamo dimenticare che Dio è più grande. Amen. Di fronte a qualsiasi problema grande nella tua vita, sappi che Dio è ancora più grande. E questa affermazione possa toccare il nostro cuore, perché è un'affermazione che viene da Dio. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Alleluia.
quale casa potreste costruirmi? Dio non ha bisogno di abitare in un edificio. Il luogo è santo se c'è la presenza di Dio. Amen? Ma Dio desidera abitare non in un edificio, ma desidera abitare, risiedere nel cuore dell'uomo. Amen? Amen. Alleluia, è un privilegio grande. Non so se anche voi ci pensate. Dio è immenso. Eppure ha cura di me, di te. La terra è lo sgabello dei miei piedi. Eppure si è preso cura di noi e si prende cura di noi. Amen. Alleluia, abbiamo detto che Dio è grande, abbiamo detto che Dio non vuole abitare in un luogo, ma desidera abitare nel cuore dell'uomo. Alleluia. Il problema è che l'uomo non comprende che Dio vuole regalargli questa grande opportunità, riceverlo nella propria vita, nel proprio cuore. Dio non ha bisogno di niente e di nessuno. Siete d'accordo? Amen. Ma possiamo dire che noi abbiamo bisogno di Lui? Eh? Amen? Amen. Abbiamo bisogno di te, Signore. Quale casa potreste costruirmi? Io ho fatto questa casa, questa chiesa per il Signore. Bene. Diventa un luogo meraviglioso e santo quando la chiesa, fatta di persone, si riunisce. Alleluia. Quando poi andiamo via, torniamo alle nostre case, rimane un luogo. Non è un santuario. Amen. Ma Dio è dentro di noi. L'Apostolo Paolo dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Tu ed io possiamo essere un Tempio per il Signore. Amen? Non un Tempio che possiamo costruire con le nostre mani, ma un Tempio che ha costruito Lui, facendosi uomo e donandosi sulla croce, versando il suo sangue prezioso, puro e immacolato, ha costruito questo Tempio. Dio desidera che noi siamo santi, come Lui è santo. Amen? Alleluia, tutto fa il Signore, tutte queste cose le ha fatte la mia mano e così tutte sono venute all'esistenza, dice il Signore. Poi c'è una bella affermazione: ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, chi ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Dio ci guarda. Ma mentre leggevo ho notato c'è una differenza tra guardare e posare lo sguardo. Ecco su chi io poserò il mio sguardo, cioè non smetterò mai di guardarlo. E Dio desidera 3 qualità su colui che è umile. Amen. Un invito all'umiltà. Com'è umile Gesù? O no? Chi ha lo spirito afflitto. Amen? C'è qualcuno tra di noi che ha lo spirito afflitto?
Gloria a Dio. Se abbiamo lo spirito afflitto, saremo benedetti dal Signore e consolati. E l'altra qualità è che trema alla mia parola. Amen. Grazie. Ci voleva. Molti rimaniamo indifferenti alla parola del Signore. Al momento, quando l'ascoltiamo, amen, amen, gloria a Dio. Però poi, dopo averla ascoltata, ci vuole qualcosa di altrettanto importante, metterla in pratica. Amen. E si mette in pratica la parola di Dio solo se si ha rispetto della sua parola, se si trema alla sua parola. Amen. Amen. Alleluia. Nel verso successivo il Signore dice così: chi scanna un bue è come se uccidesse un uomo. Sapete che al tempo della legge si offrivano dei sacrifici, si uccidevano degli animali, pecore, buoi. E il Signore dice: chi mi presenta come offerta un bue è come se ammazzasse un uomo. Cioè il sentimento col quale offri non è un sentimento puro. Gloria a Dio. È tempo che la Chiesa rifletta, che come credenti possiamo pensare veramente, quando siamo alla presenza di Dio, il momento, mentre c'è il culto, mentre c'è la preghiera, l'adorazione, e anche mentre stiamo per entrare in chiesa. Amen. Amen. Non presentiamo al Signore degli animali uccisi, ma il sacrificio che offriamo al Signore siamo noi stessi. Amen. Amen. Offri te stesso sull'altare. Fa che sia un'offerta gradita a Dio. Quando sei in sua presenza, loda il suo nome, benedicilo con tutto il tuo cuore. Non pensare a quello che hai lasciato a casa. Pensa che sei davanti alla presenza di Dio. Amen. Amen. Chi sacrifica un agnello è come se accoppasse un cane. Pensate all'attitudine. Sacrifico un agnello per il Signore. Credo che l'attitudine doveva essere di gioia, di rispetto, di attenzione, di riverenza. E invece il Signore guardava a come si presentava questa offerta. Mi presentate un agnello, è come se date di caccia a un cane, no? Guarda. Tom, tom. Dio guarda a come lo lodiamo. Amen. Dio non ha mai contato le parole che escono dalla tua bocca. Siete d'accordo? Amen. Io riesco a dire solo amen. Però nel tuo cuore cosa riesci a dare al Signore? Capite cosa voglio dire? Amen. Dio guarda. Amen. Alleluia. A me viene da dire, da chiedere al Signore qualcosa. Signore, posa il tuo sguardo sulla mia vita. Non è una bella richiesta? Guardami, Signore, sempre. Il salmista diceva: guarda il mio cuore. Vedi se c'è in me qualcosa che a te non piace, Signore. Spazzala via. Dammi la forza di togliere via quello che a te non piace, Signore. Finché io, quando mi presenti davanti a te,
sia un'offerta. Amen. Sapete come il Signore dimostrava di aver gradito quell'offerta? Scendeva il fuoco dal cielo e bruciava quell'offerta. Beh, Amen. noi vogliamo che scenda ancora oggi il fuoco dal cielo. Amen. Ma non sto parlando di fiamme e fuoco, sto parlando dello Spirito Santo. Amen. Quando ti presenti davanti a Dio e offri la tua offerta, "Oh, sono qui, Signore, io voglio offrirmi per te sull'altare, prendi la mia vita, il mio cuore", possa scendere il fuoco dal cielo, lo Spirito Santo, nella tua vita Amen. e nella mia vita. Amen. Ecco su chi io poserò il mio sguardo, su chi è umile, chi ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Alleluia. Amen. Ancora oggi il Signore vuole benedire questo tipo di persone, Alleluia. questo tipo di credenti. Tutti siamo credenti, ma ci sono credenti e credenti. Purtroppo ci sono credenti superficiali, ma ci sono credenti molto profondi, che tremano alla parola di Dio. Alleluia. Ancora oggi. E noi vogliamo essere nel gruppo, nel numero di questi pochi credenti Alleluia. che tremano alla parola di Dio, Alleluia. che con umiltà si accostano a Dio, che con riverenza e rispetto profondo a Dio riescono a dire: Signore, non guardare quello che io sono, ma guardami attraverso Gesù. Alleluia. Amen. 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 Vi ricordate quel centurione? Non entrare, io non sono degno che tu entri nella mia casa. Sono indegno, non posso riceverti. Però di una parola e il mio servo sarà guarito. Amen. Amen. Alleluia. Io mi ricordo di esperienze belle fatte con il Signore. A casa di mia nonna apriva la sua casa alla chiesa e vedevo queste donne convertitesi con la testimonianza, per la testimonianza di miei nonni, rimanere attaccate alla famiglia di mia nonna, no? E mia nonna li accoglieva con la preghiera. A casa i miei nonni si pregava, io ero bambino, vedevo queste donne in preghiera e con profondo rispetto si inginocchiavano tutte, e se non avevano il velo in testa si mettevano un centrino. Sapete, si usavano molto i centrini, no? C'era una lampada, il centrino sotto, pur di avere il capo coperto in senso di rispetto verso Dio. Io ho visto che ogni volta che pregavano per qualcuno, le loro preghiere erano esaudite. Alleluia. Le guarigioni ne ho viste tante. Battesimi nello Spirito Santo, tanti. Poi sono passati gli anni, siamo diventati più grandi, la Chiesa è cambiata un po'. Sono pochi quelli che tremano alla parola di Dio. Polemici ce ne sono tanti. Discussioni e motivi per come, ma come, il centrino, il velo, i capelli lunghi, i capelli corti. Vogliamo rispettare il Signore. Amen. Lascia stare i tuoi pensieri, le tue convinzioni. Umiliati davanti al Signore, lascia stare. Così vuole il Signore, così dobbiamo fare. Lui è Dio. Amen.
il cielo è il suo trono Amen. e la terra, noi, lo sgabello dei suoi piedi. Alleluia. Ma ci rendiamo conto che Dio è grande? Alleluia. E allora vedremo, ritorneremo a vedere la gloria di Dio. Alleluia. Sì, il Signore desidera farci del bene, Amen. desidera guarire, intervenire, liberare. Alleluia, amen. Il Signore lo desidera fare. Alleluia. Alleluia. Ma fratelli, a volte siamo noi che gli impediamo di farlo, perché se non c'è umiltà, se non c'è rispetto verso Dio, Dio non può. Con quanta arroganza a volte ci avviciniamo a Dio. Tante volte anche criticando la sua Chiesa. Nessuno può toccare la sua Chiesa. Amen. Nessuno la può toccare. Non siamo perfetti. Non c'è una Chiesa perfetta. C'è una Chiesa perfetta? Fratelli, non c'è una Chiesa perfetta. Però con umiltà dobbiamo accostarci al Signore. Amen. Dio ha chiamato degli imperfetti per manifestare la sua grazia, la sua gloria, la sua benignità. Non ha chiamato dei perfetti. L'unico perfetto è il suo figliolo Gesù. Amen. E l'ha mandato per salvare gli imperfetti. Gloria a Dio. Amen. Amen. Il perfetto, Dio onnipotente, il creatore, si è così umiliato da farsi uomo. È nato come un uomo, ma non da seme corruttibile. Non poteva nascere dall'unione di Giuseppe e Maria, perché era Dio stesso che si faceva uomo. Amen? Amen. Gloria a Dio. È nato in una stalla. Il re dei re, signore dei signori, è nato in una stalla. Però sono venuti dei re da lontano a dargli l'onore che è dovuto a un re, guidati da una stella. Amen? Amen. E il popolo era lì e non comprendeva, ma quei 3 re comprendevano, erano stati guidati da una stella Alleluia. e gli hanno reso omaggio come si rende omaggio a un grande re. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Signore, posa il tuo sguardo sulla mia vita. Alleluia. A volte ci si sente guardati, no? Perché mi guardi? Mi capita a volte ai miei figli, li guardo. Sto qualche minuto, perché posso solo qualche minuto, altrimenti il tempo scade, che poi perché mi guardi? Ho detto a Michele che mi piace guardarti, perché ti voglio bene, che sei mia figlia. Voglio dire, Signore, guardami, Alleluia. posa il tuo sguardo su di me. Se non sono umile, e sicuramente non lo sono, ma sicuramente ho lo spirito afflitto e sicuramente voglio tremare la tua parola. Posa il tuo sguardo su di me, perché ogni volta presento la mia offerta ti sia gradita. Amen. Il culto che noi facciamo è un'offerta che facciamo a Dio. Amen. Alleluia. Siete d'accordo? Amen. È il nostro servizio. Amen. Ma mentre facciamo il nostro servizio a Dio, è Lui che ci dà, è Lui che ci benedice. Amen. Sentiamo la sua presenza, non è una benedizione? Amen. Alleluia. Il nostro cuore viene consolato, non ci sentiamo benedetti, non ci sentiamo sospinti quando ascoltiamo un'affermazione che viene dalla sua parola a dire Amen. È così. Questa che cos'è se non la grazia di Dio che si manifesta in ognuno di noi? La lode che gli diamo che cos'è? Un'offerta. I cantici che cantiamo, per quanto stonati e imperfetti,
Ma lo facciamo con tutto il cuore, è la nostra offerta. Amen. Alleluia. Quando offri la tua vita al Signore, il Signore vuole benedire la tua vita, la vuole usare la tua vita. E quando siamo usati da Dio, siamo grandemente benedetti. Amen. Quando si parla di essere usati da Dio, qualcuno dice, ma pure il Signore vuole usarmi, tutti mi usano. Pure Lui vuole usarmi, ma come ti usa il Signore? Non c'è nulla da che vedere come ti usano gli altri. Gli altri ti sfruttano. Il Signore, se prende da te qualcosa, ti dà poi il contraccambio, ma credimi, in modo abbondante. Amen. Alleluia. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo trascorrere momenti in preghiera insieme ancora, mentre abbiamo ascoltato la lettura della parola e questa riflessione. Alleluia. Vogliamo continuare a pregare il Signore. Vogliamo dirti, Signore, posa il tuo sguardo su di me.